Allora, volevo ringraziare gli amici del premio Massimo Troisi perché, pensate amici cari, per l'anno 2020 sono stato eletto il comico più divertente da voi, pazzesco no? È bastato chiudere i teatri per farvi emergere. Incredibile, incredibile, sì. No, tanto fatemi dire una cosa, nel 2017 avevo vinto questo premio e sono molto orgoglioso di questo perché immaginate di essere un triestino che va a fare spettacolo a Napoli e gli viene anche riconosciuto il fatto di essere anche simpatico. C'è una roba che va oltre la mia immaginazione, ricordando sempre dove è nato il teatro e dove è nato questo stile di comicità, che a me fa molto ridere, tra l'altro. E quindi sono veramente orgoglioso e di questo premio che risale a 3 anni fa, ma soprattutto 3 anni sì, perché voglio dire, è febbraio 2021, quindi diciamo che il 21 ancora non l'abbiamo capito. Ma vi ringrazio anche perché essere stato eletto comico del 2020, per che cosa? Per niente, perché i teatri erano chiusi, per i video, avete presente quelli? Amici, dunque eccoci qua, vecchi ricordi. Se c'è una cosa che detesto sono i social network, è pazzesco, pazzesco, ci hanno rinchiuso in casa per tanto tempo, però si parla già di aperture, quindi ottimisti amici, va bene? Ho letto proprio ieri che a marzo riaprono i teatri. Fa molto ridere questa roba, io posso chiedere una cosa, la dico veramente col sorriso, perché ultimamente ero sempre troppo sclerato, no? Però perché dire che riaprono i teatri quando è impossibile che riaprano i teatri? Cioè, cosa vuol dire aprire un teatro? Lo voglio spiegare perché molte persone, soprattutto chi fa politica, non ne capisce veramente un cazzo. Già non capiscono cosa vuol dire avere un ristorante, visto che lo chiudono il giorno prima per il giorno dopo senza pensare che loro magari hanno fatto la spesa. Ma aprire un teatro è ancora di più, va fatta una programmazione che va fatta mesi prima, ma lascia stare, io lavoro da solo, per me è semplice, no? Arrivo a teatro, faccio, ma una compagnia teatrale, cioè c'è un mondo dietro il teatro, non c'è soltanto un comico che arriva, e vabbè, tanto se non lavori o se la gente non va a teatro mica muore, ma non è questa la questione però è che bisogna, prima che qualcuno ora scriva, allora tu che soluzioni dai? Che soluzioni dai? Non è la che soluzioni dai, ma è, vi prego, smettete di dire cagate finché non avete certezze. Basta. A marzo non apriranno i teatri. Ad aprile non apriranno i teatri. A maggio non apriranno i teatri. Perché aprire un teatro non vuol dire mettere dentro un terzo facendo un calcolo assurdo con misurazioni della febbre. Cioè, io voglio spiegare anche a chi non lo fa di mestiere che andare a teatro, mettere 200 persone dentro con il teatro, vuol dire lavorare gratis. E qua la questione non è, e vabbè, ma intanto si riparte. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, scusami. Quindi tutti andiamo a lavorare gratis perché così si riparte? No. È come quando sento dire oggi a ragazzi più giovani tipo ringrazia che ce l'hai un lavoro. No, è sbagliato, è una mentalità del cazzo, cioè mi rivolgo ai più giovani, non dovete ringraziare niente. Se lavorate e venite pagati è perché state lavorando, non è che devi ringraziare qualcosa se sei in salute, devi ringraziare se le persone a cui vivi bene stanno bene, ma che tu abbia un lavoro, addirittura ringrazia il cielo che lavori o che hai un lavoro, mi sembra una roba veramente folle, cioè va un attimino a, boh, non lo so, cioè, un conto è la salute, un conto è, cioè, sto lavorando e mi paghi. Detto questo, il teatro non può vivere con un terzo delle persone dentro. Tra l'altro, ipotizziamo che il teatro apra e anziché 900 persone ne mettiamo 300, aspetta però, vanno pagate tutte un sacco di cose perché il service va pagato, la SIAE va pagata, va pagato il teatro, vanno pagate giustamente le maschere, vanno pagati tutti. E di che cosa parliamo? Cioè di nulla. Dopodiché, se si ammala una terzista del teatro di Covid, cosa succede? Chiude il teatro, quindi se tu, compagnia teatrale, ti trovi in una città, se quella sera però lo chiudono per Covid, cosa succede? Cioè ricominciamo con i rimborsi dei biglietti? Ragazzi, non se ne esce più. Perciò vi chiedo soltanto questo, smettete di dire che riaprono i teatri. Non riaprono i teatri. Cioè, i teatri riapriranno quando finirà questa merda di Covid. Quando finirà, riaprirà il teatro. Perché è un lavoro serio. Ed è un lavoro che si fa programmandolo mesi prima. Non è che arrivi la sera, non è che tu passi davanti al teatro e entri. Cioè, non è un ristorante. Già i ristoranti faticano un casino, però sai, fai 30 tavoli, fai 40 tavoli, bene o male. E il teatro non funziona così. Il teatro deve vendere dei biglietti e lo deve fare molto prima. Quindi chiedo solo questo. Smettiamo di dire che aprono il teatro. Smettiamo di dire perché non si capisce più un cazzo. Poi adesso la Sardegna è zona bianca. Allora se è bianca potremmo andare giù. Facciamo così.
aspettiamo che finisca tutto questo, prima o poi finirà. Stiamo andando alla grande, perciò mi sembra velocissimi anche con i vaccini, quindi mi sono fatto un calcolo, non dico marzo, non dico aprile, ma giugno 2025 potremmo esserci. Vabbè, un saluto col sorriso però, perché tanto ormai ci rinunciato. È voluto la bici, pedale. Grazie agli amici del premio Massimo Troisi, sono orgogliosissimo di questo, vi voglio bene, ciao a tutti, basta, ci vediamo in giro perché a teatro, che dottura, ci vediamo sui social, neanche, mi sono rotto anche di questo. Tra l'altro, manco mi pagano per fare i video, li faccio così a cazzeggio. Pensate che solo nel mese di aprile 2020 ho fatto circa 25 milioni di visualizzazioni. Se avessi preso una minchietta così, a quest'ora non dovrei neanche più fare il teatro. Invece ho detto no, lo faccio gratis, se sarò stronzo.